Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Non si ferma lo sciopero degli autotrasportatori siciliani, non è bastato l'incontro con il governatore Schifani e il presidente dell'ARS Galvagno. Vogliamo risposte dal governo nazionale, dicono. Una bomba Molotov per intimidire un rivale in amore, i carabinieri arrestano 2 ventenni a Palagonia. In manetta l'autore dell'incendio nell'abitazione dell'assessore ai lavori pubblici di Gela di Dio, l'intimidazione dopo lo sgombero di una discarica abusiva. Eseguite le autopsie sui 2 operai morti in via Marturano a Palermo, l'arcivescovo Lorefice, il Dio profitto produce morte. A San Cristoforo, a Catania, sequestrati 11 kg di droga nascosta in un palazzo disabitato, arrestati zio e nipote che gestivano il giro di spaccio. Strage di via D'Amelio anticipata per le parole di Borsellino. Secondo i PM di Caltanissette il magistrato aveva annunciato che avrebbe denunciato alcune circostanze a sua conoscenza sulla strage di Capaci. A Catania la terza età si rimette in movimento e lo fa con energia, sorrisi e tanta voglia di vivere. Calcio, seconda sconfitta consecutiva per il Catania che perde 2-0 a Crotone. Rossazzurri sempre secondi, ma le convinzioni in vista dei play-off vacillano. Dunque non si ferma lo sciopero degli autotrasportatori siciliani, non è bastato l'incontro con i presidenti Schifani e Galvagno. Vogliamo risposte dal governo, dicono i segretari del comitato. Sentiamo Marco Gullà. I supermercati hanno un'autonomia di 3-4 giorni, dopo se non sarà trovata una soluzione gli scaffali resteranno vuoti. Il segretario del Comitato Trasportatori Siciliani, Salvatore Bella, non usa giri di parole, rimarremo a casa a oltranza sino a quando non ci saranno date delle risposte. Il riferimento è al fermo indetto dal Comitato, è scattato la scorsa notte, 5 giorni di serrata che interesseranno le attività di tutti i porti commerciali della Sicilia. Oggi pomeriggio a Palermo una delegazione di autotrasportatori ha incontrato il presidente della regione Renato Schifani. Il governo regionale ha predisposto un emendamento da 25 milioni di euro con l'obiettivo di fronteggiare la grave crisi economica che sta colpendo diversi comparti produttivi dell'isola, una misura che però non ferma lo sciopero degli autotrasportatori. Il 90% delle imprese che fanno intermodalità da stamattina è ferma nei principali porti dell'isola. Ci rimarremo per 5 giorni e come abbiamo assicurato alle prefetture non faremo blocchi stradali né presidi stradali, ma rimarremo nei nostri piazzali, non movimentando i semirimorchi in entrata e in uscita dai porti. L'obiettivo è chiaro, non rifornire le GDO fino a quando non arriveranno impegni formali dal governo. Con i costi che ci sono sia del carburante ma un po' di tutto il settore lavorativo, non solo il carburante, le navi, i servizi, tutto quello che ruota attorno ai camion. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la convocazione al MIT. E nel pomeriggio c'è stato anche il vertice di maggioranza che di fatto è stata una vera e propria strigliata ai deputati. Non possono continuare a ripetersi assenze di massa, imboscate e defezioni programmate, hanno ribadito il presidente Schifani e quello dell'ARS Galvagno. È stata chiesta maggiore attenzione alle esigenze dei territori nella prossima finanziaria regionale, soprattutto in quelle in cui ci saranno da spendere gli accantonamenti che saranno liberati dalle parifiche dei bilanci da parte della Corte dei Conti. E siamo alla cronaca, una bomba Molotov per intimidire un rivale in amore. I carabinieri arrestano 2 ventenni a Palagonia. Sentiamo Luca Ciliberti. Doveva essere un avvertimento che non avrebbe più dovuto dimenticare. Un messaggio chiaro a quel ragazzo che aveva osato importunare la sua fidanzata mentre i due si erano lasciati prima di riallacciare i rapporti. Tutto è accaduto a Palagonia lo scorso 19 marzo, quando 20 minuti prima della mezzanotte gli abitanti di via Pietro Novelli e quelle delle vie limitrofe sono stati risvegliati da una fortissima esplosione. Una bomba Molotov piazzata sulla parabrezza di una Peugeot 206 che ha innescato un violento incendio e un'esplosione che ha avvolto completamente l'auto.
A distanza di poco meno di un mese, i carabinieri, coordinati dalla procura di Caltagirone, hanno fatto luce sull'episodio e sul movente e hanno arrestato 2 giovani, Enrico Moroso di 21 anni e Pietro Laguidara di 19 anni. Il primo sarebbe l'ideatore della vendetta, il secondo l'esecutore materiale. Entrambi erano arrivati sul posto dell'attentato a bordo di una Jeep Renegade. L'attività condotta in data odierna è stata cruciale perché ha consentito di trarre in arresto 2 soggetti che si sono rivelati inseriti all'interno di un contesto criminale e delinquenziale assolutamente preoccupante e allarmante. Contesto che vedeva anche la disponibilità di armi da sparo. Questa notte stessa è stata sequestrata una pistola nell'abitazione di uno dei 2, motivo per cui è stato tratto in arresto un terzo soggetto. Il GIP, condividendo l'analisi dell'accusa, ha revisato il pericolo attuale e concreto di reiterazione di condotte delittuose, non escludendo il possibile uso di armi. Durante una perquisizione domiciliare in casa di Amoroso, infatti, i carabinieri hanno trovato una pistola calibro 7,65 con caricatore inserito, nascosta dietro il comodino della camera da letto del padre cinquantenne. Oltre all'arma, posizionata in modo da essere prontamente disponibile, l'uomo aveva occultato 60 proiettili. Per questo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa di udienza di convalida. Ed è stato identificato l'autore di un'altra intimidazione, anche in questo caso un attentato incendiario, ma la passione, o come vogliamo chiamarla, non c'entra nulla. Gerry Italia. L'incendio doloso divampato nella notte tra domenica e lunedì aveva colpito l'area esterna dell'abitazione dell'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio, ma questa volta le fiamme non hanno lasciato spazio a dubbi né a lunghe indagini. La risposta della polizia è stata immediata. Gli agenti del commissariato intervenuti sul posto hanno avviato accertamenti serrati, riuscendo in poche ore a identificare il presunto responsabile del rogo. Si tratterebbe di una componente di un nucleo familiare residente in via Lipari, a breve distanza dalla casa dello stesso assessore. La famiglia, già nota alle forze dell'ordine, era finita al centro di un'operazione di sequestro solo pochi giorni prima. Sabato scorso, infatti, gli stessi agenti avevano sgomberato un'area pubblica trasformata in discarica abusiva proprio nelle disponibilità di quel nucleo. Secondo quanto ricostruito, le tensioni sarebbero iniziate proprio in quell'occasione. Minacce dirette all'assessore e ai suoi familiari, culminate poi nell'atto intimidatorio della notte, il danneggiamento del giardino dell'abitazione. A confermare l'escalation è stato lo stesso Di Dio, che già nella mattinata successiva all'attentato aveva parlato apertamente di intimidazioni subite. Sicuramente un avvertimento per quanto è successo nei giorni passati. Infatti in questi giorni abbiamo subito delle minacce verbali per quanto era successo sabato qui in via Lipari, quindi accusandomi di essere il fautore dell'operazione. Un quadro aggravato proprio dai precedenti recenti. 2 componenti della stessa famiglia erano stati arrestati per aver aggredito gli agenti impegnati durante il sequestro. Adesso le indagini proseguono per definire ogni altro tipo di responsabilità. E veniamo adesso alla tragedia sul lavoro a Palermo, su cui ha voluto far sentire la propria voce anche l'arcivescovo Lorefice. I dati forniti dall'INAIL registrano che in Sicilia si continua a perdere la vita mentre ci si guadagna da vivere. Il dio profitto produce morte, ingiustizie, scarti umani, sofferenza. Sono le parole dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice sull'incidente di venerdì scorso in via Marturano. I 2 operai, Najai Jaledin, tunisino di 41 anni, e Dani Luctiberi, romeno di 51, stando all'esito dell'autopsia, sono morti per il forte impatto dello sbalzo dal cestello per il cedimento del braccio della gru, facendo un volo di circa 30 metri. Secondo la prima ricostruzione della squadra mobile, i 2 stavano lavorando sulla ristrutturazione del balcone all'ultimo piano di questo palazzo. Il cedimento del braccio di questa gru li ha sbalzati dall'altezza di circa 30 metri. La polizia scientifica sta facendo una ricostruzione in 3D dello stato dei luoghi, analizzando la gru, la tettoia del negozio di pneumatici, l'altezza del palazzo e la distanza tra il mezzo e il punto in cui gli operai stavano lavorando. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, iscrivendo sul registro degli indagati il titolare della ditta e il committente delle opere edili, proprietario dell'appartamento dove era in corso l'intervento. Le salme dei 2 operai saranno a breve rimpatriate nei paesi d'origine per lo svolgimento dei funerali. In un palazzo disabitato a San Cristoforo, nel quartiere di Catania, i poliziotti hanno trovato 11 kg di droga, un giro d'affari da centinaia di migliaia di euro. Simona Mazzone.
L'infallibile fiuto di Maui, Ares, Brisca e Rex ha permesso di scovare 11 kg di droga in un immobile abbandonato di Catania. I cani poliziotto li vedete in queste immagini in un tratto di via Plebiscito nel quartiere di San Cristoforo hanno segnalato ai loro conduttori la presenza di stupefacenti. Così i poliziotti hanno subito avviato una verifica nel punto indicato, recuperando la droga nella struttura che, seppur abbandonata, veniva utilizzata per nascondere lo stupefacente da un quarantenne catanese che abita di fronte. C'era di tutto: cocaina, hashish e marijuana ben nascosti all'interno dell'appartamento, e quando l'uomo ha visto spuntare i poliziotti non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. Le verifiche sono state estese negli edifici della zona e anche in questo caso i cani hanno fiutato altra droga nascosta in un garage utilizzato dal nipote del quarantenne. Il giovane aveva infatti posizionato nel suo motorino, sperando che non si notasse, un panetto di hashish. Oltre alla droga, i poliziotti hanno trovato e sequestrato centinaia di bustine di plastica vuote pronte per il confezionamento dello stupefacente. Un'attività di spaccio portata avanti da zio e nipote per un giro d'affari da centinaia di migliaia di euro. I due sono stati arrestati. Lo zio è finito in carcere mentre il 23enne è stato posto ai domiciliari. Un intervento pubblico di Paolo Borsellino poche settimane prima dell'attentato di Via D'Amelio potrebbe avere accelerato la decisione di eliminarlo. È una delle ipotesi contenute negli atti della Procura di Caltanissetta. Rita Cinardi. La strage di Via D'Amelio, in cui il 19 luglio del 92 furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, potrebbe essere stata accelerata da un intervento pubblico fatto dal magistrato il 25 giugno a Casa Professa a Palermo. È quanto scrivono i PM di Caltanissetta nella richiesta di archiviazione di una delle indagini aperte contro ignoti sulla strage. In quell'occasione Borsellino spiegò di essere testimone di vicende legate all'isolamento professionale di Giovanni Falcone e della sua uccisione, aggiungendo che avrebbe riferito quei fatti direttamente alla Procura di Caltanissetta. Secondo gli inquirenti, il magistrato non era soltanto uno dei protagonisti della lotta a Cosa Nostra, ma anche un testimone autorevole che avrebbe potuto fornire elementi decisivi per ricostruire la strage di Capaci o indirizzarne le indagini. Proprio per questo, scrivono i PM, l'eliminazione di Borsellino potrebbe essere stata anticipata con una funzione preventiva, oltre che vendicativa, nella strategia di Totò Riina. Nello stesso provvedimento la Procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione dell'indagine aperta contro ignoti sui possibili collegamenti tra le stragi del 92 e il dossier mafia appalti, tema affrontato anche dal procuratore nisseno Salvatore De Luca durante l'audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia. La Sicilia porta alle Vinitali eccellenze che raccontano il territorio e gioca un ruolo fondamentale nel turismo, diventando un'experience da scoprire. Desiree Ferlito. Un inizio brillante, un bilancio positivo, con una zona dedicata ai vini bio, nuovo trend in crescita. Raccontare il vino siciliano è un mondo, proprio per questo l'isola brilla al Vinitali e punta sempre più ai mercati internazionali. Padiglioni affollati, degustazioni e incontri con buyer da tutto il mondo. La Sicilia gioca la sua partita più importante, portando in vetrina eccellenze che raccontano territori, storia e identità. Dall'Etna al Val di Noto, passando per le isole minori, il vino diventa ambasciatore di un'intera regione, è un'experience tutta da scoprire. Chi va in vacanza in un posto come la Sicilia sicuramente ti lascia qualcosa nella memoria, poi torna a casa e magari rivive l'esperienza del viaggio attraverso un bicchiere di vino. Un comparto strategico per l'economia e l'immagine del Made in Italy, come ha sottolineato anche il ministro Salvini in visita nello stand della regione. Mi sono fermato in più di uno stand che hanno più della metà del prodotto che finisce su altre tavole, il che significa ricchezza per la Sicilia e per l'Italia, grazie a compratori americani, tedeschi, russi, giapponesi. Voglio pensare che una piccola parte di questa crescita sia dovuta anche ai quasi 30 miliardi di euro di cantieri aperti che oggi abbiamo in Sicilia su strade, autostrade, ferrovie e dighe, e spero che ci saranno, come mi hanno chiesto più di un produttore messinese e catanese, altri cantieri aperti per altri ponti entro l'anno. Il Vinitali diventa così non solo una vetrina, ma un'occasione concreta di confronto e rilancio, con uno sguardo alle nuove sfide sempre più rivolte al mondo. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa e poi torniamo per parlare di allenamento nella terza età.
Dopo 2 anni a secco torna l'acqua negli orti sociali di Librino a Catania. Tonino De Mana. Sono seduti attorno al tavolo, parlano ed insieme aspettano l'acqua che negli orti urbani di Librino manca da 2 anni. L'attesa però sta per finire, visto che i lavori dovrebbero concludersi tra meno di un mese, ponendo fine al calvario degli ortolani che si arrangiano da troppo tempo. Con i palazzi di Librino sullo sfondo, piccoli appezzamenti di terreno torneranno ad essere affollati e coltivati. Per poter coltivare qualche lattuga, qualche pomodoro, in poche parole abbiamo dovuto prendere i bidoni con l'acqua e portarcela a piede, perché come vedete non possiamo entrare con le macchine. Ora che arriverà l'acqua, lei cosa farà in questi orti? Ma tutto quello che abbiamo fatto sempre, l'aglio, i cipolli, melenzane, i pomodori, tutte le verdure. Non si ferma un attimo l'assessore comunale alle manutenzioni e al verde pubblico Petra Lia. È stato un impegno diretto preso dal sindaco Trantino e dall'intera amministrazione. Da qualche mese ci lavoriamo in maniera intensa per trovare delle risorse, abbiamo trovato delle soluzioni all'interno delle stesse casse comunali. Tra poco arriverà fiducia e acqua. Tempi? Diciamo che la ditta che ho incontrato qualche giorno fa e che ci sta lavorando ha garantito che nel giro massimo di un mese, quindi 20 giorni, un mese, tutti gli orti saranno nuovamente forniti d'acqua. Mentre si annaffiano i ravanelli, presto vedremo pomodori, melanzane, zucchine rigorosamente a chilometri zero. Lei come si chiama? Giovanni. Quanti anni ha? 86. Cosa coltiverà in questi orti? Pomodori, melanzane. Signora, così facciamo una bella pasta alla norma. Una demolizione che è anche un'opera d'arte. A Scicli è stato abbattuto un manufatto abusivo che nascondeva da 50 anni un'antica chiesetta rupestre. Con la performance chiamata Abbattimento, il peso delle ombre, l'artista Sasha Vinci ha restituito alla città la bellezza di un luogo. La performance infatti è il primo passo di un progetto Teatro Vivo che nei prossimi mesi trasformerà l'area in un giardino d'autore aperto alla comunità. A Catania la terza età si rimette in movimento e lo fa con energia, sorrisi e tanta voglia di vivere. Desiree Ferlito. Il giorno dopo siamo tutti rotti con la ginnastica che facciamo, però poi recuperiamo perché siamo giovani dentro. A Catania la terza età si rimette in movimento e lo fa con energia, sorrisi e tanta voglia di vivere. Vado in piscina, faccio acqua gym, vado a seguire questo Muoviti Ancora e trovo proprio un beneficio enorme. Succede alla Villa Bellini, cuore verde della città, dove l'ASP ha promosso l'iniziativa Muoviti Ancora, una mattinata dedicata al benessere degli over 65, tra attività fisica e sana alimentazione. Devo dimagrire soltanto un pochino, vediamo se ce la faccio. Un progetto che coinvolge già decine di comuni della provincia e che punta a un obiettivo chiaro, invecchiare sì, ma in salute. E i protagonisti lo dimostrano sul campo, tra esercizi, camminate e tanta ironia. E a quest'età se non ci muoviamo siamo rovinati. No, non mollerò, finché ce la faccio non mollerò. Accanto al movimento anche l'educazione alimentare, con consigli pratici ispirati alla dieta mediterranea e una guida pensata per continuare a muoversi in autonomia. Noi diamo loro l'impegno. Gli over 65, ricordiamo, superano quella fase lavorativa, no, di stress, dar loro ancora attività, vita. Spazio anche alla prevenzione con l'invito a partecipare agli screening sanitari, piccoli gesti che possono fare una grande differenza. Sono incontri bisettimanali articolati in 30 comuni della provincia etnea. Muoviti Ancora, così si chiama il progetto, vuole promuovere il valore del movimento. Perché, come ricordano proprio loro, il segreto non è fermare il tempo, ma continuare a viverla in movimento. Quanto si sente giovane? 20. All'aeroporto di Palermo nasce l'area PET dedicata cioè a chi viaggia con i propri animali. È l'unico scalo aereo del sud Italia ad aver attivato un'area di questo tipo. Oggi gli scali competitivi a livello europeo non si misurano più solo sui volumi di traffico, dice la direzione, ma sulla capacità di rispondere ai bisogni reali dei viaggiatori. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa, torniamo tra poco con la pagina sportiva per parlare della sconfitta del Catania a Crotone.
Seconda sconfitta consecutiva per il Catania che cade 2-0 a Crotone, in gol Gallo e Musso. Rossazzurri sempre secondi, ma le convinzioni in vista dei play-off adesso vacillano. L'inviato Marco Carli. Catania così proprio non va. Seconda sconfitta consecutiva, primo tiro in porta dopo 75 minuti, per non parlare delle idee poche e confuse, della mollezza con cui gli etnei concedono i 2 gol al Crotone. La ricetta Viali per il momento non funziona, la squadra continua a subire e non riesce a costruire. Non serve nemmeno la formazione iniziale che riporta in parte il Catania ad alcune sicurezze del recente passato, perché l'equilibrio è sostanziale, ma si capisce che il Crotone può far male se vuole e dopo qualche tentativo ecco la rete. Celli sbaglia, Vinicius imposta, Dini sventa con un miracolo su Gomez lanciato a rete, ma sulla ribattuta del portiere nessuno pulisce l'area e Gallo, in gol sempre col Catania, segna l'1-0. Ci si aspetta la reazione che non arriva, Viali cambia qualche interprete, ma i rossoblù colpiscono ancora. Gallo taglia come il burro la difesa con un filtrante che mette Musso davanti a Dini. Tocco sotto e gol del 2-0. Il resto è un lento protrarsi verso la fine con Caturano e Forte contemporaneamente in campo, qualche sporadica occasione, la migliore con Bruzzaniti. Viali vuole il sogno, ma per il momento da Crotone arrivano solo domande e riflessioni. Mi devo prendere le responsabilità, ci dobbiamo prendere le responsabilità. Non sono venuto per pettinare le bambole, me ne stavo a casa mia, sono venuto perché ho un grande sogno e io ce l'ho ancora, di regalare a questa città qualcosa di eccezionale. Io questo sogno ce l'ho, pretendo che ce l'abbiano tutte le componenti che girano intorno a questa squadra. E se il risultato del Cosenza sconfitto a Picerno mantiene il Catania vicino al secondo posto finale, ci si chiede, senza risposta, come la squadra vista con Picerno e Crotone possa affrontare con convinzione i play-off. E dopo il Pala d'Aidone, tempio del basket, ora arriva lo sfratto anche dallo stadio provinciale per l'altra società del patron Valerio Antonini, quella del Trapani Calcio. L'iniziativa arriva ad un passo dalla matematica retrocessione in D a causa delle numerose penalizzazioni. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.